Niki Vendola, buongiorno. Domani primo Buongiorno. maggio, noi abbiamo raccolto tutte le trasmissioni del primo maggio sotto un unico logo, che è una vignetta di Staino, che si chiede quanti altri giorni senza lavoro dopo la decisione di andare alla manifestazione del primo maggio ci saranno per i lavoratori. Le condizioni del lavoro sono gravemente peggiorate nel nostro Paese. L'impressione è che continueranno a peggiorare. Oggi siamo di fronte all'esplosione di una crisi sociale che è stata come esorcizzata, occultata, nascosta, perché non è stata raccontata, non è diventata un oggetto della contesa pubblica. I mass media si sono anche abbastanza distratti, perché è come se il repertorio delle crisi aziendali e di fabbrica fosse stato frammentato. Ogni tanto qualche campione, qualche sondaggio nei fondali di questo dolore sociale veramente dilacerante, ma non la messa a punto di una fotografia dell'insieme. Cioè abbiamo visto qualche tassello, non abbiamo visto il mosaico, ma il mosaico è drammatico. Questo è un paese che sta conoscendo processi di deindustrializzazione significativi, in comparti significativi. È un paese che rischia di precipitare insieme, ad altri territori dell'Europa che vivono una crisi altrettanto significativa. Però se fosse soltanto la difesa delle condizioni di lavoro, la ripresa delle battaglie operaie e sindacali di alcuni decenni fa ormai, non si correrebbe il rischio di frenare la crescita, che è l'altro problema. Si dice, lo dicono alcuni economisti, ma non solo, l'Europa è in difficoltà in questo momento perché la sua crescita è bassa. Ma la crescita di questi ultimi anni, di una lunga stagione della globalizzazione, è stata una crescita drogata, perché era una crescita che pensava e presumeva di poter mettere in un angolo il lavoro. Era una crescita non dell'economia reale, ma dell'economia nella sua forma finanziarizzata. Era una crescita del ciclo della produzione di denaro a mezzo di denaro. E tutto questo ha prodotto, una specie di gigantesca e planetaria bolla speculativa che è esplosa in faccia al mondo. Ma lei ci vuole dire che sostanzialmente è possibile una crescita più accelerata anche in presenza di garanzie per il mondo del lavoro? Perché si è sempre detto che troppe garanzie uccidono la crescita. Io credo che dobbiamo cercare la crescita da un'altra parte. Penso che da un lato la continuità delle grandi lobby economico-finanziarie internazionali, che soltanto alcune inchieste della magistratura ci indicano ancora attive sulla scena mondiale, cioè i grandi squali che hanno divorato la ricchezza del mondo sono ancora nell'oceano del mercato mondiale e fanno ancora danni. E contemporaneamente quel modello di crescita uccide il pianeta dal punto di vista degli ecosistemi. Insomma, è possibile che nessuno colga questa specie di messaggio premonitore di uno sconosciuto vulcano dell'Islanda che mette sotto scacco l'intero vecchio continente? Lei è un paradosso, mi permetta di dirglielo, perché è un esponente della sinistra che ha vinto la sua battaglia in Puglia, eppure è quello che più parla di sconfitta delle sinistre. Perché? Ma intanto perché trovo francamente incredibile che il Partito Democratico non si accorga di quello che è accaduto, che nelle ultime elezioni regionali e amministrative si è verificata una delle più cocenti sconfitte della sinistra, che perfeziona una sequenza di sconfitte elettorali che a loro volta ci mandano a dire di una sconfitta culturale, sociale, epocale. Ma insomma, i leader del PD si comportano come gli esorcisti, cercano di far sparire la realtà che è sgradita evidentemente. Io dico che non c'è prospettiva di rivincita, di ricostruzione, se non si guarda in faccia alla realtà. Il centro-sinistra non ha il vocabolario giusto per affascinare, per essere credibile come costruttore di un'alternativa di governo, e quindi il centro-sinistra deve ricominciare, deve per esempio pensare che non sono sufficienti i partiti del centro-sinistra per aprire quel cantiere dell'alternativa al berlusconismo, bisogna andare fuori dai partiti a cercare materiali culturali, esperienze umane, e bisogna forse avere il coraggio di una innovazione radicale. Il centro-sinistra è troppo un repertorio di cose vecchie. Le farò un'obiezione doppia.
doppia. La prima è che parlava di sconfitta epocale anche Fausto Bertinotti, ma forse c'era in questo parlare una volontà di nascondere le responsabilità più recenti, per esempio quelle di una coalizione rissosa che ha portato alla fine del governo Prodi. La seconda è, parlando di sconfitta epocale come lei ha appena fatto, non si condanna la sinistra o il centro-sinistra a una lunga marcia che nel breve e nel medio termine, che poi il termine della politica lo relega nell'irrilevanza? Guardi, la sconfitta epocale è, diciamo, nelle dichiarazioni di queste ore, nell'enfasi con cui si parla di Gianfranco Fini, che è protagonista di un'importante rottura dentro la PDL, ma a un certo punto viene percepito quasi come un ingrediente salvifico del centro-sinistra. La sconfitta epocale è nel fatto che si dice che il problema del PD è diventare più sexy. E in questa, l'ha detto Enrico Letta. E in questa proliferazione, diciamo così, di politicismo che non incide nella realtà, che non sa guardare i problemi. Parlare di sconfitta epocale significa guardare il volto dell'Italia di oggi, scoprire che c'è un paese smarrito, i cui codici civili sono stati devastati, distrutti, e accorgersi che l'Europa è un continente nel quale in diverse realtà importanti e moderne crescono formazioni neonaziste e neofasciste, e accorgersi che c'è un clima di intolleranza, di discriminazione, che ha cambiato il sentimento, diciamo, di un territorio del mondo che era sempre stato considerato la culla della civiltà e che oggi sembra un fortino assediato e gonfio di fobie e di paure. L'Europa. Ma io la vorrei richiamare un momento su quello che ha detto a proposito di Gianfranco Fini. Naturalmente attaccandosi a Gianfranco Fini si farebbe un torto innanzitutto a Gianfranco Fini. Ieri Bersani mi diceva non questo vuole fare il PD, ma perché lei è contro l'ipotesi che si possa fare fra destra e sinistra un patto contro le derive plebiscitarie, lideristiche e autoritarie? Ma io credo che l'unico modo per combattere la deriva plebiscitaria, autoritaria, è quello di rendere chiare le alternative politiche, è quello di rendere limpida la contesa politica ed è quello di legare la centralità della questione democratica alla drammatica esplosione della questione sociale. Insomma, se il tema della libertà, che viene in qualche maniera minacciata da questa concentrazione dei poteri, dall'aggressione nei confronti del potere giudiziario, dalla permanente ipoteca sulla libertà di informazione, se questo tema della libertà non intreccia, non incontra il tema del lavoro come valore, del lavoro come dimensione sociale, io credo che noi non ce la faremo a mettere in campo un percorso che possa dare speranza. La gente vota a destra perché cerca un riparo a volte anche tribale, a volte anche cattivo, perché è spaventata, perché ha paura e perché non c'è più il vocabolario